La ragazza dai capelli biondi, gli occhi azzurri e l'aria di chi ha appena fatto una terribile scoperta è seduta in treno e ha il viso rivolto all'esterno. Rossella Casini, nata a Firenze il 29 maggio 1956, si è illusa per qualche tempo che la guerra si potesse osservarla dal finestrino, proprio come adesso lei osserva il paesaggio che scorre a ritroso, da Roma di nuovo verso la Calabria, senza peraltro vederlo davvero. Le è arrivata fin dentro casa la guerra, proprio a un passo, e questo l'aveva perfino atteso. Se ne vergogna, non lo direbbe mai, ma lei, la guerra, l'aveva addirittura invocata. Di fronte all'immobilità del suo salotto, in Borgo La Croce numero 2, Firenze, città di grande e polverosa bellezza, aveva pregato che il vento schiaffeggiasse le finestre e agitasse le tende. Non ditelo a nessuno, ma lei lo ha fatto. Aveva sperato che l'ignavi a domestica si frantumasse al suono dei cannoni, che la poltrona del padre, mesto e accucciato davanti alla scacchiera, si ribaltasse da un momento all'altro, che il filo dell'esistenza acquistasse un po' di nervo, che un cocchiere folle e rissoso desse una sferzata ai cavalli e la carrozza si impennasse, che la vita si girasse sul dorso e poi di raddrizzarla, prendendola a calci. La guerra questo fa, ti prende a calci. Poi un giorno è arrivato lui, lo studente, il soldato, e ha portato la guerra. Ma la guerra ha inghiottito pure lui. Così adesso Rossella Casini, nata a Firenze il 29 maggio 1956, ha scoperto che la guerra, se la invochi, ti ascolta pure. Solo che poi fa ciò che vuole, ti entra in casa, ma quello non è niente. Il peggio è quando ti entra nel cuore e te lo spacca in due, ti fa sanguinare gli occhi, ti fa sputare il poco di bene che un attimo prima ti avevo consegnato. Francesco è gravissimo. Un proiettile gli è entrato in testa sul sopracciglio sinistro e gli si è infilato nel cervello. Un altro gli ha bucato la pancia ed è arrivato fino alla colonna vertebrale, rompendogli una vertebra. È in ospedale a Reggio Calabria, a stento respira. Cettina ha detto che lei sta pregando moltissimo, ma ci vorrebbe un miracolo. L'inconfondibile voce di Roberto Saviano ha letto un brano del suo ultimo libro, L'amore mio non muore. Sono Silvia Nuccini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. Per non perdere gli episodi di Voce ai Libri, clicca il tasto Segui e attiva la campanella. E se ti va, metti 5 stelline su Spotify. Questa è una storia vera e terribile, la storia di Rossella Casini, una ragazza di Firenze che sul finire degli anni 70 si innamora di Francesco Frisina, uno studente calabrese che condivide un appartamento nello stesso palazzo in cui vive la famiglia di Rossella. Durante una vacanza a Palmi, in Calabria, organizzata perché i rispettivi genitori si conoscano, Rossella si rende conto che la famiglia di Francesco è coinvolta in una faida di 'ndrangheta. Torna a Firenze, ma come dice il titolo del libro, il suo amore non muore e infatti i ragazzi torneranno insieme e lei tornerà a vivere in Calabria. Rossella Casini è scomparsa, nel vero senso della parola, il 22 febbraio del 1981. Il suo corpo non è mai stato ritrovato, aveva 24 anni. Roberto, come hai conosciuto questa storia e che cosa ti ha attirato al punto da decidere di farne un romanzo? Inciampo nella storia di Rossella Casini, nel senso che stavo raccogliendo un vero e proprio elenco di donne che si erano opposte alle mafie, quindi generico. Quindi stavo archiviando una serie di nomi quando mi imbatto nella storia di Rossella Casini, storia sconosciuta, ma che grazie a pochissime persone e soprattutto Libera, l'associazione antimafia di Firenze, la sua memoria si era conservata e quindi ho iniziato a cercare di capirne di più. Non è stato facile perché gli elementi erano pochissimi, però ad avermi attratto è stata la vita di Rossella che mi ha permesso di spostare da un'indagine di donna che si è opposta al potere criminale a un'indagine sull'amore, cosa che non mi era mai successo, quindi entrare in una storia
con gli strumenti di 20 anni di lavoro, quindi gli strumenti miei che mi hanno mostrato a conoscere le endrine, come le gerarchie mafiose si articolano anche intorno alle emozioni e al sentimento. Ma quello che per me è stato davvero un tuffo, mi sono, come dire, prima lanciato e poi ho aperto gli occhi, e quindi mi sono lanciato in questa vicenda per capire il suo modo di amare, e l'ho potuto fare grazie alle carte giudiziarie che lasciano tantissime memorie di Rossella, carte giudiziarie che parlano del pentimento di Fresina, perché a un certo punto, dopo che lui viene ferito, Francesco si pente grazie a Rossella che lo convince che la verità possa portare la loro felicità. E poi grazie al cugino Sauro, perché Rossella in verità non è che battaglia in nome dei principi di giustizia, di legalità, il mondo nuovo, no, lei si batte sempre per la unica possibilità di essere felice. Quindi vuole vivere con Francesco, vuole vivere questa avventura, non sa neanche se sarà eterna o no. Io nel libro ho costruito questo dialogo tra di loro, dove lei dice no, vorrei piacerti per sempre, e lui non risponde, e poi dice sarà così, e come si fa? Dice lei. E quando sta per dare una qualche risposta si mette semplicemente il santino in bocca, perché lui è questo, Fresina è questo, è un uomo di accenni, di moti. A lei piace tantissimo perché è completamente diverso dagli uomini che ha intorno, e perché sente che c'è tra loro una grandissima passione. Lei è così che vuole vivere l'amore, e purtroppo non si accorge nella fase finale poi della sua vita che lei è sola, è convinta invece che sta portando avanti questa battaglia di felicità insieme a Francesco, il quale ha già deciso di stare con la famiglia. E lei non lo intuisce, almeno dai dati che ho avuto non mi è sembrato mai che lei fosse consapevole. Sapeva del rischio, lei va a affrontare un boss di 'ndrangheta con la parola, con gli occhi, andando a bussare a casa sua, e quindi è consapevole di quello che sta succedendo, una faida, il fidanzato che è nel mirino di questi, dei Condello, però pensa che stanno dalla stessa parte, non si accorge, invece cieca, non vede. Nelle note finali scrivi una cosa pazzesca. Di Rossella non esiste nessuna foto. L'unica, che è quella sulla copertina del libro, è la foto del suo libretto universitario, recuperata all'Università di Firenze da 2 giornaliste. Rossella vive negli anni '80. Com'è possibile questa cosa? È incredibile, eh? Fine anni 70, inizio anni 80, tutti hanno almeno una decina di fotografie. La trascuratezza, cioè la mamma si lascia morire dopo la morte di Rossella. Rossella purtroppo farà una fine molto, molto drammatica, la dilaniano, le strappano le braccia e le gambe e la buttano a mare. La mamma non lo saprà, muore prima di sapere questo. La mamma aspetta solo giorni e giorni e giorni alla stazione, perché lei dice sto tornando, e non arriva. Il papà purtroppo lo saprà, perché muore 10 anni dopo, mai convocato in nessun tribunale, vede scritto sulla stampa locale fiorentina, che seguiva la vicenda di questa toscana calabrese. E quindi loro si lasciano, si spengono, si isolano, si spengono. Probabilmente quando la casa è stata venduta, una volta morto Loredano, è stato tolto tutto. Foto, vestiti, magari anche conservava, non lo so. Non ho nessuna traccia di questo. Mi sono immaginato che deve essere stato tutto buttato o finito ai mercatini. Ogni tanto quando ci sono i mercatini e vedo le foto, io ci vado poco, chiedo sempre alle persone che ci vanno, magari, soprattutto a Firenze, magari c'è qualche foto di Rossella, perché è andata proprio così, si sono liberati di tutto. In questa casa c'è andata un'altra persona, una volta morto Loredano. Il fratellastro di Rossella non so nulla di lui, cioè lo cito velocemente perché non è mai stato parte civile, non si sa niente, non è stato neanche raggiungibile. Era scomparsa, esattamente come l''ndrangheta voleva. Far sparire, è per questo che loro non l'ammazzano e la lasciano a terra, perché la mia domanda è, mi occupo di queste cose da 20 anni, perché non spari e lasci a terra? Innanzitutto perché significava creare un precedente, cioè questa ragazza viene punita in nome dell'amore, come dire, hai amato, sei arrivata a questo punto, non dovevi osare. Se la lasci a terra, le persone quella storia la conoscono e diventa quella storia virale, si direbbe oggi. Diventa una storia in cui tutti possono riconoscersi,
Mentre è molto difficile in certi contesti riconoscersi nel giornalista che denuncia, nel magistrato che fa l'inchiesta, ma se esiste la possibilità di rivoltarsi per amore, quante altre donne, quanti altri uomini che subiscono la pressione di quei mondi? Ma non devi pensare l'ordine solo di morte o di fare il killer, il contrario, è l'investimento in un certo senso, è la vita che devi fare in una direzione, tutte cose che non vorresti fare se ami, che non vorresti fare se vuoi essere felice, ma che sai che devi fare per proteggerti il salario, per proteggere la serenità, per avere una casa. Se invece qualcuno ti dice: oh, quella ragazza si è ribellata per amore, voglio fare anch'io, lo voglio fare, è possibile, forse se lo facciamo in tanti non faremo la stessa fine. Stai creando un precedente, doveva sparire, non doveva neanche lontanamente esistere. E quindi a un certo punto ci sono riusciti. Per questo io nell'esergo del libro, visto che nessuno oggi è considerato dallo Stato colpevole di questa morte, è un delitto senza colpevoli. Io ho scritto nel libro a Rossella, il libro è dedicato alla protagonista, quindi a Rossella. Ogni pagina ricompone l'amore, perché la mia è un'indagine sul loro amore. Ogni pagina ripercorre l'orrore, perché ho cercato di mettere insieme come è finita questa storia. E dico: questa è la mia vendetta per te, non giustizia. Qui per me non c'è più possibilità di giustizia dopo quello che le è successo. È la vendetta, cioè racconto per vendicarmi di chi le ha fatto del male, e per vendicarmi più allargatamente di chi vessa l'amore, e in questo caso l'innamoramento, che quando io ho iniziato a indagare su Rossella tutti: vabbè, amore, si era innamoricchiata del terrone, si era innamoricchiata di questo fesso e chissà cosa le ha fatto. Altri che dicevano: sì, vabbè, ma mica solo lui, aveva Francesca, aveva quell'altro. Subito delegittimazione, immediatamente, subito. E quindi la mia vendetta è anche contro chi ha dileggiato il suo sentire, e quindi ho provato a farlo mio questo suo sentire, proprio perché è diverso dal mio. Proprio io sono il contrario, non sono diffidente, chiuso, spaventato, quindi sono entrato in questa storia per affidarmi a lei come guida in un nuovo modo di sentire. Ecco perché ho detto: è la mia vendetta contro anche chi cerca di attentare alla luminosità dell'innamoramento. Dicevi, sei entrato in uno spazio nuovo e diverso rispetto al tuo solito. Com'è stato per te allargare il genere e scrivere d'amore? Da che cosa ti sei fatto guidare? È stato non facile, nel senso che per scrivere d'amore non mi sono posto il problema di scrivere d'amore, cioè mi sono posto il tema unico di un'indagine sul sentire di Rossella. Quindi ho dovuto molto immaginare, ma mi sono molto ispirato ai suoi movimenti. Molte volte non ci puoi credere, poi chi leggerà il libro avrà, sono certo, la stessa sensazione, cioè di dire: no, adesso basta, cioè adesso hai capito, no, che la situazione è grave. Ma 2 volte, non solo una volta. E quando lei è a Palmi con la sua famiglia, anche questo è molto bello. Rossella, come tutte le ragazze di 20 anni, in quegli anni, poi stiamo parlando della fine degli anni 70, ha l'odio verso la routine, quello è il tutto già scritto, no? Doversi fidanzare in casa, poi le uscite, lei vuole sentire la vita nel midollo, quindi detesta la routine. Però esattamente come detesta la routine, lei vive facilmente l'amore, nel senso che non è una costruzione di responsabilità, lei vuole l'avventura, la connessione, le nuove forme di conoscenza, nuovi slanci. E quindi a un certo punto leggo che vanno in vacanza dai genitori di Francesco con papà di Rossella, mamma di Rossella e nonna. Dice: ma come? E questa sarebbe la ragazza contro la routine, fa la cosa più ordinaria di chi è fidanzato in casa, ma perché questa è la libertà. Non è che se incontrare le famiglie non va fatto in nome dell'anticonformismo. Rossella non ha questa visione ideologica di fare il contrario di quello che fanno gli altri. Se è una cosa che fa star bene tutti, si fa. E infatti loro non ci pensano proprio. Loro partono con l'idea di fare la vacanza insieme, venissero anche i genitori. Proprio così. Questa cosa io l'ho trovata bellissima. Cioè, così come la scelta di monogamia o non monogamia, la scelta di vivere insieme o non vivere insieme, non è che sono cose che decidi contro qualcuno o a favore di qualcuno. Le senti e dai spazio dentro di te alla forma di vita che vuoi. E lì però succede che vede il primo corpo a terra di un personaggio, Coutry,
che lei aveva incontrato a casa di Francesco. Francesco era uno studente che viveva con altri studenti calabresi a Firenze, vicino di casa di Rossella. Così si incontrano e sono vicini di casa. Lui, uno studente di economia a Siena, che pur di stare con i suoi amici sta a Firenze, andando pochissimo all'università. E aveva incontrato Domenico Cutri. Lo vede a terra. Un giorno stanno a Palmi in vacanza, lo vede a terra. Subito poi lo coprono con il lenzuolo. E là lei lo lascia. Dice, ma tu sai questa roba qui? No. E devo dire che lo lascia, nella mia ricostruzione, non solo per il disgusto verso quel mondo, tra l'altro poco conosciuto all'epoca i calabresi venivano considerati dei sequestratori, ma quelli da Aspromonte, e il resto non si capiva bene, erano bande di contadini, chissà, non è come oggi. No, lei lo molla anche perché ha paura che lui muoia. Quindi sta proteggendo un'altra volta la sua visione, il suo sentire, tutto sentimento. Ed è fiera di questo. Opporre al mondo, che è un continuo commercio strategico, di comportarsi in un certo modo, di formarsi in un certo modo, lei vuole vivere governata dal sentimento. Quindi dice no, io non voglio vederti sotto un lenzuolo, fine. È solo che loro quando rompono non riescono, si cercano, provano a unirsi in un patto nuovo, cioè Francesco, mentendo di fatto, ma in quel momento probabilmente nella mia immaginazione non era così convinto di mentire, cioè dice io sono un Frisina, non sono un Cutri, non sono un Gallico, a me non succede niente. E perché dico che non pensa di mentire? Perché la famiglia aveva deciso che lui era un colletto bianco. Quindi non può dire, secondo me, completamente la verità, perché ha comunque la consegna dell'omertà a Rossella, però sta dicendo io non sono un soldato, invece poi lo diventerà. Leggendo questa storia ho pensato che Rossella e Francesco, pur essendo opposti in qualche modo, ognuno di loro contiene qualche cosa dell'altro che lo attrae. Quindi Francesco vuole forse in fondo essere un ragazzo libero come Rossella, sicuramente più libero della vita che lo aspetta in Calabria, e Rossella, come nel brano che ci hai letto, alla fine desidera questa guerra che rompe un po' la monotonia della sua vita. È proprio così, almeno io proprio è quello che ho visto. E Francesco non vedeva l'ora di essere liberato. E quando scopre che anche una donna può desiderare fare l'amore, è per lui wow, perché cresce come moltissime generazioni di meridionali, per cui la donna si concede quando tu dai a lei l'assicurazione della sicurezza economica, quando sei molto galante, quindi ma non vuole fare l'amore, cede, te lo fa fare perché ti sei comportato bene. Quando scopri che invece, ma quando mai, c'è desiderio, c'è passione, c'è fantasia, lui si sente liberato. Dice, ma allora è vero, cioè è vero che si può essere diversi. C'è una scena che io ho ricostruito da un dettaglio che mi avevano detto, cioè lei in bikini sulla spiaggia, e mi dicono guarda che lui va proprio con l'accappatoio e poi si ferma perché capisce che quella libertà, se la copre la sua libertà, che lui le fa star bene, che lei che non sta facendo nulla di male, e rivendica il piacere di farsi un bagno nel mare calabrese in bikini, mentre tutte le donne sono copertissime, stiamo parlando appunto fine degli anni 70. E quindi lui non è che si ferma per lei, si ferma per sé, cioè capisce che quella libertà, se la copre la sua, che lei gli ha fatto vedere che è proprio così, togliere la libertà a un altro e togliere a sé una possibilità. E quindi è esattamente come dici, cioè lui vuole quella libertà e lei vuole una vita presa di petto, vuole di Francesco, che ha anche, diciamo, delle cose. Io cercavo di capire cos'è che l'ha rapita così tanto, sì, Moro, Torello, per intenderci d'aspetto, con questo dettaglio di l'unghia lunga del mignolo, che oggi sarebbe repellente per qualsiasi ragazza di 20 anni, invece per lei è esotico, perché per più di un secolo in Italia l'unghia lunga del mignolo ha significato emancipazione dal lavoro di zappatore. Lui che veniva da famiglia contadina, proprietari terrieri ma contadina, cioè lavoravano comunque la terra di cui erano proprietari, ha questo unghia lunga del mignolo, che è il riscatto, no? Lui che viene mandato per gestire i capitali di famiglia
I Frisina, per intenderci, pochi anni fa, c'era ancora il procuratore Pignatone a Roma, mettono le mani sul bar Chigi, era di loro proprietà, il bar di fronte a Palazzo Chigi, uno dei bar che fatturava maggiormente perché aveva l'andirivieni di tutta la stampa politica e dei politici. Viene sequestrato dalla Procura di Roma il bar Chigi alla famiglia Frisina, cioè il potere è il potere di imprenditori. Anche se in quegli anni loro non sono ancora saltati nel livello alto dell''ndrangheta e la faida che loro subiscono serve a quello, a farli diventare sempre più potenti. E Rossella viene maciullata proprio lungo la strada verso il successo imprenditoriale. Loro sanno che se Francesco, il rampollo, il delfino, risulta infame perché si è pentito, è finita, nessuno affiderà più soldi a loro non potranno essere più imprenditori, gestire il potere che stanno conquistando, infatti poi si spostano su Roma. Ecco perché a chi diamo la colpa? Alla straniera, la chiamano così. All'inizio scherzosamente, e poi quello diventa uno stigma, la straniera, che non conosce i codici, che non conosce la voce del sangue, che sta lì con la testa, che vuole essere felice, che sorride a tutti. E secondo un pentito, di cui metto la versione, lei viene condannata a morte, il tribunale poi l'ha assolta con una formula assurda che scrivono nel libro, e lei è stata condannata a morte dalla sorella di Francesco Frisina, Concetta Frisina, a cui Rossella era stata vicina, perché Concetta perde una bambina con un aborto spontaneo, ha un'altra figlia che dopo che lei cade in depressione per questo aborto inizia un po' a trascurare e Rossella fa la zia, quindi lei era molto vicina, ma vince il codice, non c'è nessun sentimento che può compromettere il potere, il codice che si tramanda secondo, come dire, l'ordine di sangue familiare. La famiglia alla terra, la famiglia al cemento, la famiglia al denaro, e quello va protetto a qualsiasi condizione. E quindi lei diventa anche un'occasione, Rossella, cioè diamo la colpa a lei. E la sbandata di Francesco, che per amore aveva iniziato a parlare, la cancelliamo. Quindi cassiamo questo amore. E lei davvero, come poi Libera ha scritto sulla targa di dove vive Rossella, che a Firenze c'è una targa, lei veramente muore per amore. Attenzione, non per amore di Francesco, perché lei crede nell'amore, cioè nella possibilità che amando trasformi le cose. Io ho dato questo titolo proprio per questo, cioè indipendentemente da come finisce una storia, se hai amato, ti sei inserito in una disposizione verso il mondo che te l'ha fatto conoscere, sentire, hai tolto il cinismo, hai dato generosità, hai osservato diversamente le cose. Quando invece è finito, finisce, magari torni prudente, spaventato, chiuso, ma quell'amore nessuno te lo toglie. Quello che hai provato non ti viene tolto. E quindi l'amore mio non muore, perché è così per tutti. Nel momento in cui tu hai amato veramente, nessuno te lo può più togliere quel senso di vita che hai dato in più alla tua esistenza. C'è un momento, lo dicevi, in cui Francesco si pente sollecitato da Rossella. Però poi appunto in lui prevale il codice del sangue e questo viene ritrattato, queste dichiarazioni che ha fatto. Anche Rossella ritratta. Che cosa succede nella sua testa in quel momento? È vero, quello è un punto ambiguissimo. Non vuole essere l'accusatrice di Francesco. E quindi lì non si comporta, diciamo, secondo un codice, tra l'altro non lo sa neanche fare, stiamo parlando dei primi anni in cui si sta muovendo la dinamica di collaborazione di giustizia, in Calabria neanche c'è, cioè ci sono pochissimi precedenti. E lei a quel punto pensa, se ritratto anche io, mi avvicino a Francesco e lo riconvinco a interrompere quella vita, mentre se io tengo punto e lui non più, non c'è più possibilità di connessione tra noi. Io automaticamente verrò costretta, anche magari dallo Stato, a non averci più rapporti. Invece aspetta, lui ha ritrattato, va bene, ritratto anche io, che è una cosa, insomma, è uno dei tantissimi errori che fa Rossella, ma lo fa nella speranza, adesso prendo e lo porto via. È proprio sicura. E cieca anche nel non capire che Francesco probabilmente è un'ipotesi. In realtà lui va a sparare, mentre per lei non è così, glielo chiede a un certo punto, crede che lui di fatto sia un macio ma un fessone, che non sa prendere pistola in mano, non è così. E lui viene sparato mentre sta passando in rassegna le campagne di Palmi, cespuglio per cespuglio, per beccare gli uomini che hanno ucciso suo padre.
in una scena western i Gallico e i Frisina iniziano palmo a palmo a cercare i loro rivali, mentre in campagna un tizio spunta fuori letteralmente, no, dal cespuglio, pam pam, e gli tira 2 colpi e di fatto è convinto di averlo ammazzato. Invece la fortuna, e anche qui l'accudimento, un proiettile gli entra in testa, ce l'ha ancora, che Frisina è vivo, vive libero a Roma. C'è un proiettile che entra in testa che però non arriva al cervello, cioè resta fermo tra la scatola cranica e il cervello. L'altro gli buca lo stomaco, prende la spina dorsale ma non gliela spezza, gli rompe solo una vertebra. I medici sono molto prudenti, preoccupati, dicono ma... Invece si riprende, e mentre Rossella lo assiste, lo fa riprendere, torna a parlare. Quando torna a parlare lui è spaventatissimo e dice allora, e questa è la vita che vuoi, puoi morire così? Ecco perché lui inizia a parlare, no? A collaborare. E quando cancella, ritratta tutto, Rossella dice se io non ritratto è perso. Non è che l'amore di Rossella deve essere un modello, per me serve a interrogarmi. Sin dove si arriva? È un amore coraggioso? Poi diventa cieco? Poi diventa ossessivo? Quello travolgente che lei vuole può essere diverso? Si può amare prudentemente? Majakovskij, che è stato il mio nome tutelare nella scrittura di questo romanzo, dall'amore sa cosa chiedere. Ti prego, non farmi mai arrivare il buonsenso, dice Majakovskij, perché sennò è finita, sennò divento un impiegato, diventiamo buoni amici, quindi diventiamo prudenti. E io mi chiedo, ma è giusto che sia così? Non so darmi una risposta. È così che devi andare? Non so darmi una risposta. Ti piace come lei ha amato? Beh, in molti momenti sì. Mi piace il pensare che non per forza le cose debbano chiudersi diventando ordinarie, senza passione, mutuo soccorso. Non che il mutuo soccorso valga meno dell'innamoramento, ma è un'altra cosa. Basta semplicemente definirla un'altra cosa. Lei non vuole quello in quel momento, non vuole mutuo soccorso, non vuole una fratellanza, non vuole la classica storia che tra un po' tanto non ci desideriamo più perché così vanno le cose. Bene, diventeremo buoni amici. Allora? E questo mi piace. In lei, in questa ragazzina, c'è proprio chiarezza nel muoversi in questo modo. E mentre tutti i grandi scrittori ne hanno parlato, no? D'Annunzio, io ho ciò che ho donato, lo stesso Majakovskij, no? Vivo di un amore indissolubile e fedele, no? E io però ho la prova con Rossella, cioè io non ho qualcuno che ha declamato queste cose, Rossella l'ha interpretate, le ha sentite e ha fatto anche un sacco di errori e ha investito tutto su questo sentimento, 1000 volte poteva uscire e quando tra l'altro sparano Francesco, lei sta andando a Firenze perché i genitori dicono ma non vieni più, ci manchi, quindi era proprio il momento per andare a Firenze e non tornare più, invece no, torna indietro, insomma. Ecco perché dico è la storia d'amore più incredibile che io abbia mai sfiorato, perché è piena di colpi di scena, è piena di torsioni. A questo proposito ti faccio, in parte mi hai già risposto, una domanda un po' provocatoria. Non credi che questo titolo, L'amore mio non muore, e il racconto di questo amore ostinato fino alla morte, sia la celebrazione di qualcosa di sbagliato? Sì, anzi sono contento che hai usato la parola sbagliata e non tossico, perché è spesa tantissimo, l'amore tossico, sempre. Sì, nel senso che dentro c'è l'errore, non è un amore modello, non credo che esistano tra l'altro gli amori modello. La meraviglia dell'amore è proprio questa, che noi vediamo statistiche che ci danno quasi la prova oggettiva, che le relazioni falliscono, che le relazioni si consumano, eppure continuiamo. Proprio perché, per quanto la statistica possa darti qualsiasi prova, è un'esperienza talmente individuale, profondissima dentro le viscere, irrazionale, che è impossibile comparare. Per me è un'indagine in cui chi legge può più volte trovarsi nelle sfumature che lei vive. E poi c'è una grande contraddizione, no? L'amore non muore, lei muore. Ma anche nel presentare questo libro io ho una contraddizione. Esalto il suo amore, ma esalto qualcosa che la porta a rischiare, a morire. Perché a me interessa sentire come l'ha vissuto, il coraggio che ha avuto. È ovvio che per come è finita, chi l'ha voluta bene avrebbe voluto una Rossella meno ribelle nell'immaginare una scelta sempre in controtendenza con la prudenza, cioè sì, il mondo mi dice che queste persone intorno
sono esseri furbi, sì che devo essere diffidente, invece no. Alla diffidenza rispondo con la fiducia. Con i vostri pensieri ombrosi, io nelle persone voglio vedere sempre la luce. E questo sembra naif, anzi lo è. A volte mi chiedo, ma non ti sarebbe risultata insopportabile Rossella se tu l'avessi conosciuta quando faceva così? Forse. E poi quando tutto questo diventa consapevolezza e coraggio, neanche chi è impegnato su questi temi avrebbe avuto poi bussare a un boss latitante e gli vai a dire basta. Chi l'ha fatto? Qualche prete forse. E lei l'ha fatto. E l'ha fatto sapendo che andava a mettere il suo corpo. E quindi quell'essere naif cosa è? E allora io fermo, diciamo, il giudizio, più volte l'ho considerata proprio matta, cioè ho detto ma come fai? Proprio ci ho parlato perché poi io per scrivere ho messo la sua foto, sia quella che è in copertina, sia una modificata con l'intelligenza artificiale che l'ha restaurata, incredibile, ti sembra veramente scattata ieri, perfetta. E quindi continuamente come la guardavo, dicevo, ma davvero hai fatto così? Ma perché, no? E quindi io so che dentro c'è l'ossessione, che dentro c'è l'ostinazione, che dentro c'è anche la giovane età, l'inesperienza, dentro c'è la passione erotica, e, tutti elementi che probabilmente l'hanno fatta sbagliare. Ma il libro vuole andare a indagare su tutte le possibilità dell'amore, anche quindi gli errori. C'è un'altra ragazza che sbaglia in amore nel libro ed è Nina, che si innamora di un eroinomane e anche lei conoscerà l'eroina. Come mai hai inserito quest'altra storia? Banalmente, mentre stavano parlando di lei, sempre le poche persone che l'hanno conosciuta mi dicono, poi sai, lei non ha mai toccato eroina, nonostante quegli anni Firenze fosse travolta dall'epidemia come tutte le città italiane. Come mai? C'è stata una sua amica che ha iniziato a bucarsi come facevano tutti, e cioè, chiedo io, fidanzato si buca, ti buchi tu, o al contrario, la fidanzata si buca, ti buchi anche tu. E va così. Lo fai perché la persona con cui stai bene, la persona con cui fai l'amore a letto, prende la spada, come all'epoca si diceva del lago, si spara l'eroina e dici, fammi sentire perché lo fa. Anche lì non do una risposta. Chi legge quella storia dice, dannazione, ma amare così è un orrore. Amare così significa rinunciare a sé, ed è vero. Se andiamo, per esempio, Michael Stetter, un poeta, scrittore meraviglioso italiano, Carlo Michael Stetter, che ha fatto questo libro Persuasione retorica e poi si è ammazzato dopo averlo scritto, e lui a un certo punto dice, l'amore, voler fare dell'amato una sorta di carneficina, perché tu vuoi che l'altro sia te, che non abbia niente lontano da te, che sia tutto te. L'amore vuole ridurre a te l'oggetto amato. Oppure Schopenhauer che dice, è tutto un trucco, è il grande inganno della natura, no? Che serve a farci riprodurre, ma è tutta una gran fesseria quello che provi. Per me, leggendo questo libro, puoi anche avere una posizione del genere. Cioè, io volevo lasciare in questa fenomenologia degli amori non un cantico della bellezza dell'amare, ma volevo dare una specie di sismografia delle scosse dell'amore, lo slancio, il rischio e la manipolazione. E nel caso di Nina poi non c'è neanche una manipolazione, c'è la vicinanza che ti porta, quando sei cieca, a prendere il veleno dell'uomo che ami, no? E lì lo faccio anche un po' apposta. A Rossella succede anche una cosa simile. Mentre lei è così convinta, no, di essere più forte di Nina, che non sarebbe stata trascinata dal fidanzato nel veleno, in verità poi accade esattamente lo stesso in un'altra dimensione. Cioè, quando lei ritratta le dichiarazioni fatte, quando lei non va via da Palmi, quando lei inizia a credere a una serie di, chiaramente, fesserie di Frisina. Io non ho la prova che siano fesserie, però lo intuisco che lui sta omettendo a lei una serie di cose. Cioè, forse nella speranza di poter uscire da quella vicenda, no? E anche perché se Rossella fosse stato, come molti mi hanno detto, se Rossella fosse stato un trofeo per Frisina e non un vero amore, non sarebbe durata così tanto tempo. Fai vedere un'estate e via. Non dura 3 anni. Cioè, anzi, io sono sicuro che loro si sono amati. Poi avrei voluto urlarle, ma non ti accorgi che la situazione si è immerdata, uso proprio la parolaccia. E invece no, l'ultima telefonata che fa il padre,
Lei chiama e dice: papà, torno a Firenze. Non dice: è finita qui, è finita, torno. È una mia lettura, perché in realtà lei al padre dice: torno. Non dice è finita. Formalmente lei non lascia mai Francesco, non abbiamo nessuna prova di questo. Lei dice torno, e infatti nel libro in un primo tempo scrivo proprio mettendo è finita, ma quando vedo le dichiarazioni di Loredano che dice: no papà, domani torno a Firenze, e dico: no, allora non c'è questo passaggio. Lei non, neanche alla fine, con lui in carcere, pensa di interrompere il rapporto, probabilmente prende una pausa. E vabbè, poi è proprio quella notte che scompare. Come mai di fronte a questo amore veramente immenso e anche sconsiderato, mi viene da dire, Francesco non si commuove? Perché alla fine non vince l'amore? Perché lui decide di non amare, perché lui è un codardo, perché lui sceglie di andare con la famiglia, ma fin qui siamo ancora in un perimetro. Peggio, nella versione che i giudici considerano credibile ma non lo condannano, è una delle cose più assurde che io abbia mai visto in vita mia, e di sentenze, vi assicuro, ne ho lette a pacchi. Adesso leggo questo passaggio, ma per risponderti, lui agisce da uomo d'onore, in questo senso da mafioso, in realtà c'è da 'ndranghetista, di fronte al potere, alla terra, alla famiglia. Se per la famiglia è giusto questo, il mio cuore è strappato via. I giudici scrivono: il movente che Cettina Frisina aveva per uccidere la futura cognata è imponente, mastodontico, innegabile. Rossella Casini, in una paradossale lettura dei fatti in cui i valori sociali si ribaltano, era colei che aveva gettato il disonore sull'onorata famiglia Frisina. Una famiglia non solo in odore di mafia, ma la cui appartenenza associativa è acclarata. Parole dei giudici. Una famiglia di cui la professoressa, in realtà una maestra, la professoressa Frisina, ha recepito senza sbavature, senza defiance, ogni insegnamento. Primo fra tutti, quello dell'omertà. Sulla sentenza, scrivo io, c'è scritto: trattasi di una di quelle ipotesi in cui il profilo tecnico-giuridico prevale sugli stessi convincimenti in fatto della Corte. Sai cosa significa questo? Giuridicamente non mi avete portato le prove, ma questa cosa deve prevalere purtroppo sul convincimento della Corte, che invece è certa che siano stati loro. I giudici dicono: noi siamo convinti che Rossella sia stata uccisa da loro, ma ci avete dato degli elementi tecnico-giuridici per cui noi non possiamo condannare, non ci sono prove. È quasi un'accusa all'inchiesta, è fatta male, no? Su questo, tra l'altro, parentesi che sembra non centrare, ma è pieno il mondo italiano soprattutto di sentenze di assoluzione che sono condanne, e non sai quante condanne che in realtà sono assoluzioni. Come dire, ci avete dato degli elementi, noi non siamo convinti, però siccome la difesa non è riuscita veramente, noi diamo una condanna magari piccola, ma di fatto vorremmo assolvere. E non sai quindi quante condanne, che magari vedi sui giornali, se vai a leggere, sono di fatto assoluzioni. E quante assoluzioni hanno dentro l'elemento della condanna. Questo per dire quanto poi, se non entri nelle cose, non capisci nulla. E in questa storia io sono riuscito... Vabbè, ci ho messo un sacco di tempo a leggermi tutte le carte, infatti le ho messe in bibliografia, un inferno. E qui proprio emerge l'uomo che, benché assolto, indipendentemente da questa assoluzione, Francesco Frisina, non fa nulla, perché Rossella, che è evidente, Rossella sia morta, perché sai, no, che Palmi, il mondo vicino a queste famiglie, dice che lei è scappata in Giappone, perché la fidanzata del suo fratellastro era giapponese. Si inventano questa roba, e quindi diciamo lei è morta e Frisina non ha fatto nulla perché questo non accadesse. Per il lancio di questo libro hai fatto alcune interviste in cui ti hanno portato a parlare d'amore, Sì. tuo malgrado probabilmente. Forse sì. Ecco, e tu hai detto insomma che il tuo rapporto con l'amore è complicato per la tua condizione di persona sotto tutela ormai da 20 anni. 20 anni, sì. Esatto. Me lo dici un tuo piccolo sogno d'amore? Lo so che ti suonerà retorico, ma mi va di dirtelo anche perché probabilmente chi ci ascolta può vivere situazioni, spero non simili alle mie, ma parallele. La cattività
non può far nascere i sentimenti. Quindi il sogno d'amore per me è la libertà. Libertà di non doversi nascondere, di non avere lo sguardo giudicante del resto, del pezzo di vita, il resto intendo il resto degli uomini che ti riconoscono e giudicano, quello che capita quando sei pubblico. E sì e no. Nel mio caso forse io ho creduto troppo in quello che rappresentavo, e giudicare me significa giudicare 20 anni di battaglia. Non è che mi attaccavano perché volevano attaccare Roberto, attaccavano perché attaccando Roberto attacchi il movimento che difende le ONG, l'antimafia che è il giornale su cui scrive, cioè attaccando me si va facilmente ad insidiare un pezzo di mondo. Io non rappresento nessuno, faccio le mie battaglie perché ci credo, ho citato prima le ONG, non faccio parte di nessuna ONG, metto il mio corpo a difesa di chi salva vite in mare. E quindi cosa succede? È la cattività che nasce anche da questo sguardo continuo che ti senti addosso, la cattività fisica, proprio stai dentro le stanze, e la cattività in cui ti sei messo tu. A 45 anni la svolta forse vera, arrivata in ritardo, è smettere di pensare che questa condizione me l'abbia data la camorra, nonostante il processo contro il boss che mi ha minacciato duri da 16 anni. A luglio dovrebbe esserci la sentenza. Quindi purtroppo delle determinazioni nella mia vita l'ho avuto, ma adesso è tutta responsabilità mia. Non è il governo, non è la camorra, non è no. E sono io che mi sono andato a ficcare in queste situazioni sempre di più. Ho messo sempre più il mio corpo in alcune battaglie, chiaramente, senza alcuna prudenza. E poi chiaramente la diffidenza, l'altra cattività. Non mi fido. Ho commercio con le persone, ma sempre fino a un certo punto, nessuno entra in fondo. Non mi riesco a fidare in fondo, ma a volte nella mia testa ho come una sorta di borsa della fiducia. Di alcune persone mi fido 50, altre 40, altre 10, altre 80, di nessuno 100, perché penso sempre che anche se ben disposta nei miei confronti, il mio personaggio è così esposto che puoi sempre farmi del male, prima o poi, o comunque mi hai avvicinato per ottenere un'informazione, o chissà che. Paranoia, sia chiaro, in molti casi, quindi ne sono consapevole, è una roba che va guarita. Però, per rispondere seccamente alla tua domanda, il sogno d'amore è davvero la libertà, ed è un sogno che consiglio, cioè non di pensare a qualcuno, qualcosa, quello arriva o c'è, è la libertà, cioè la condizione che ti mette nella possibilità di amare. Non pensare che ci sia qualcosa o qualcuno che arriva a darti, ma metterti in una condizione in cui è possibile entrare nelle cose, disporti diversamente alle cose, no? Se l'indice fidarsi è già farsi ammazzare un po'. E io sono su questa linea, il contrario di Rossella, no? Eppure questa storia, scrivere questo romanzo mi ha permesso di sondare proprio mondi inesplorati. Un amore come quello di Rossella tu lo vedresti, ti commuoverebbe? Te ne accorgeresti? No, assolutamente. Cioè non ci avrei mai creduto, ma neanche ventenne. Mi sarei perso un grande slancio, avrei considerato la cosa impossibile, anche perché forse ventenne non so, ma 45enne ti hanno pestato troppo per poterti credere meritevole di un amore così. Ti hanno pestato troppo, per quanto tu possa essere forte, migliaia di insulti al giorno, parlo della mia epoca, ti cambiano. Tu sei forte, dici che sei diverso, ma non c'entra. Proprio l'essere pubblico oggi, questo vale per me e per chiunque altro sia pubblico, un po' ti pesta, secondo me, almeno dentro di me, le accuse sono passate e quindi non pensi neanche di essere meritevole di un amore così. Abbiamo dato voce all'Amore mio non muore di Roberto Saviano, Einaudi. Voce ai libri è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media in collaborazione con Intesa San Paolo On Air. È scritto da Silvia Nuccini. La cura editoriale di Francesca Milano. In redazione Ilaria Ferraresi. Il sound design è a cura di Aurora Ricci. Il project manager è Marco Paltrinieri. Il producer è Alex Peverengo. Coordinamento post-produzione di Matteo Scelsa. I fonici di studio sono Luca Possi e Lucrezia Marcelli.